Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Andiamo a Bassano del Grappa, dove il Consiglio Comunale si è occupato, tra le altre cose, anche del Tribunale della Pedemontana. Alba, Lucera, Rossano Calabro e Bassano del Grappa sono le 4 sedi di tribunali che sarebbero già negli atti che il governo dovrebbe approvare a breve. Il 10 aprile i sindaci del territorio della Pedemontana prenderanno una posizione pubblica e collettiva con una conferenza stampa e per sostenere la rinascita del tribunale in via Marinali partirà un viaggio ufficiale a Roma con rappresentanti istituzionali e politici. L'obiettivo è incontrare direttamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'ordine del giorno discusso e votato dal Consiglio Comunale di Bassano su testi proposti da maggioranza e opposizione ha trovato l'appoggio trasversale e unanime di tutta l'Aula. Il bassanese è sempre stata vista come una zona che bisogna tenere in un certo modo sotto controllo. Oggi fortunatamente abbiamo altri territori che ci stanno accompagnando in questa sfida, che sono i territori dell'Alta Padovana, che si stanno dimostrando leali in quanto hanno riconfermato la loro decisione, e anche tutta la parte che riguarda l'area trevigiana. Cercare di far sì che siano date comunque in un tempo ragionevole delle risposte, che siano delle risposte un po' più concrete, nel senso, a questo punto servono gli atti per superare un po' quelle che sono le dichiarazioni che poi sui giornali tutti noi leggiamo, ma che alla fine fino ad oggi per troppi anni hanno lasciato il tempo che hanno trovato. Non saremo un tribunalino, siamo un tribunale molto forte, molto più grande di tanti altri tribunali che esistono oggi in Italia e anche nel Veneto. La giornata di ieri è stata contraddistinta da uno sciopero di 8 ore dei metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL. Ci sono state diverse manifestazioni in Italia e nel Veneto. Andiamo a vedere com'è andata a Treviso. Oltre 1 migliaio di lavoratori e lavoratrici del settore metalmeccanico della Marca in strada per la manifestazione partita da via Roma è arrivata fino in piazza Borsa. Alta l'adesione allo sciopero nei siti produttivi della provincia, con una media tra l'80 e il 90%, con punte anche del 100% come alla Berco. E sono stati proprio i rappresentanti dell'azienda di Castelfranco ad aprire il corteo insieme ai colleghi della Breton, lavoratori che chiedono certezze per il futuro. Abbiamo un incontro prossimamente nel quale è ancora aperta la discussione a riguardo gli incentivi e possibili esuberi, come si può ricollocare anche eventualmente le persone che sono nel sito di Vedelago. Preoccupati sia per il lavoro in fabbrica, noi non sappiamo qual è il nostro futuro a questo momento. Fine aprile scade la cassa integrazione e non ci sono novità. Contratto, urlano i manifestanti, quello del rinnovo contrattuale, infatti il motivo che ha portato in piazza i sindacati, tema che in Italia interessa 1,5 milioni di lavoratori, 40.000 nella sola provincia di Treviso. Questo è il terzo sciopero che facciamo da 8 ore, siamo di fronte al fatto che la trattativa per il rinnovo del contratto, che è scaduto a giugno 2024, non è ancora iniziata. Abbiamo Federmeccanica che sostanzialmente congela il tavolo di trattativa, rilancia con una contropiattaforma sua e sostanzialmente non vuole aprire nessuna discussione con la piattaforma votata dai lavoratori e dalle lavoratrici. Un settore, quello metalmeccanico, tra luce e ombre, che paga l'attuale congiuntura economica, ma ancora con grandi potenzialità. Da qui la necessità di ridare ai lavoratori la sicurezza dell'impiego. In questa provincia l'uso della somministrazione, l'uso dei contratti a termine è praticamente scappato di mano. C'è un utilizzo al di fuori di quello che possono essere le normali condizioni in termini di incremento della produzione. Al centro della trattativa per il rinnovo del contratto il ripristino dell'adeguamento salariale e la settimana corta. Dobbiamo smollare una Federmeccanica che è ancora dentro un freezer e pensiamo che questo tipo di iniziative li convincano che c'è la voglia di fare un lavoro insieme, però ci devono convocare, dobbiamo avere un tavolo di trattativa perché ad oggi non c'è neppure quello, quindi siamo ancora in alto mare. Ed ora parliamo di delle nuove regole sulla cittadinanza. Si trasmette solo entro 2 generazioni e verrà tolta a chi non vota alle elezioni almeno una volta ogni 25 anni. Una misura per prevenire le frodi. Se ne parla soprattutto nei piccoli comuni che sono sommersi dalle richieste. Per noi a Cessalto c'è Cristian Arboit.
Buongiorno Filippo, anche da parte di Alberto Pivetta, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo all'interno del municipio di Cessalto con il sindaco Emanuele Crosato, che saluto e ringrazio. Ci troviamo qui all'indomani della decisione dell'esecutivo di imprimere una stretta sulle cittadinanze e soprattutto sulle cittadinanze facili agli oriundi. Il problema in Veneto ha un peso specifico. Tra i primi sindaci a sollevare il caso non solo il sindaco di Cessalto, ma anche per esempio il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Municipi subissati di richieste da parte di oriundi anche di quinta, sesta generazione. Partiamo proprio da qui, poi vi darò anche degli sviluppi, degli aggiornamenti, perché si sta aprendo un fronte politico. Però, sindaco Crosato, lei che cosa ne pensa di questa stretta del governo? Era necessaria? Era necessaria ed è anche buonsenso. Non possiamo continuare ad avere il comune impegnato, tutto l'ufficio anagrafe impegnato in queste attività, e anche poi riducendo i servizi ai cittadini che normalmente vengono a chiedere la carta d'identità, il rifacimento di documenti, e quindi non riusciamo a rispondere a queste esigenze, poiché nei piccoli comuni ricordo sempre che l'unico ufficiale di Stato è il sindaco, quindi un impegno enorme. Nel mio piccolo comune di 4.000 abitanti, circa 500 richieste all'anno, tra richieste di accesso agli atti per avere i documenti degli avi lontanissimi e poi le richieste effettive. Ecco, quindi per un comune di meno di 4.000 abitanti ci sono mediamente 500 richieste all'anno di accesso agli atti per ottenere, ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, questo soprattutto da parte di oriundi che risiedono in Sud America. Sì, alle quali tante volte rispondiamo che non abbiamo più il riferimento di quell'avo, o comunque non è mai stato qui in Italia, quindi tante volte anche delle informazioni sbagliate. Poi abbiamo il grosso impegno anche perché dobbiamo dare delle interpretazioni a dei atti che sono degli altri paesi, e dobbiamo stare attenti anche che questi atti siano effettivi, che siano naturali, che non ci siano delle differenze oppure delle manomissioni a questi documenti, e dobbiamo attestarlo noi. Quindi... Perché anche questo è un tema, ci sono state indagini anche da parte della Procura sulla veridicità di determinate richieste. In alcuni paesi c'è quasi un mercato parallelo, quindi studi di consulenza e quant'altro, che favoriscono questo genere di cittadinanza, o comunque le procedure per l'ottenimento delle cittadinanze. Alberto Pivetta sta inquadrando un foglio, le parti appunto diciamo così private sono state chiaramente coperte. Sindaco, ci vuole raccontare cosa c'è in quel documento, che storia c'è in quel documento? Sì, c'è il riconoscimento della cittadinanza attraverso una sentenza di un tribunale, e a una giovane donna di circa 20 anni, della quale praticamente l'avo che è partito è alla quinta generazione, nel 1860. Il signore curiosamente aveva anche il mio stesso cognome, e io effettivamente questa signora non ho mai avuto nessun rapporto, eppure che il comune è piccolo e sarebbe anche una cosa naturale avere un riferimento. Invece... Ecco, qui tra l'altro leggo: i ricorrenti sono discendenti diretti di, si fa nome e cognome, nato nel 1867, quindi parliamo di 150 anni fa sostanzialmente. Sì, partito molto giovane, quindi comunque stiamo rincorrendo molto probabilmente qualcosa di difficile, di importante, insomma, però è difficile andare a determinare effettivamente queste cose. Questa invece è solamente il plicco di una pratica con tutti i documenti vari, quindi un impegno effettivo di persone nell'andare a esaminare gli atti e anche dare interpretazioni, mentre lì abbiamo sostanzialmente, questo è il pacco alla mia firma di interpretazioni praticamente di alcuni atti che vengono richiesti direttamente da avvocati, in cui danno loro interpretazioni e io devo rispondere secondo le indicazioni mie, quindi del dipendente, del solo unico
l'unico dipendente che ho che produce poi le risposte anche agli avvocati, quindi un lavoro immane. Parliamo di oltre un centinaio di pagine solo per una pratica, quindi 500 per 100 solo per il comune di Cessalto diventano migliaia e migliaia di pagine di documenti che ogni anno devono essere prodotti da un comune piccolo come quello di Cessalto. Sì, assolutamente, e questo poi diventa un'efficacia nel rispondere alle richieste ai cittadini che magari vorrebbero tutti i giorni venire liberamente a fare la carta d'identità ed averla subito, come è legittimo. Invece siamo costretti molte volte a dire no o a dare degli appuntamenti perché in quel momento lì non abbiamo la copertura oraria da parte dell'unico dipendente. Senta, sindaco, ultimissima battuta, sta montando la polemica proprio su questa stretta impressa dal governo, in particolare dal vice premier Tajani. È un fronte che si sta aprendo all'interno del centrodestra. Dalla Lega trevigiana ci sono le perplessità, le critiche di Dimitri Coin, segretario provinciale, ci sono le parole di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che chiede al governo di ritornare sui propri passi o comunque apportare delle modifiche. Di un problema culturale, di un errore culturale parla Elena Donazzan, eurodeputata di Fratelli d'Italia, dice è stato commesso un errore da parte del centrodestra. Si sta aprendo un fronte interno nel centrodestra, lei è di Forza Italia. Sì, rispetto alle posizioni di ognuno, però non possiamo dare la cittadinanza così in maniera leggera, tranquilla e semplice. Io credo che sia un percorso, quello della cittadinanza, e preferisco quelle persone che vengono a risiedere qui in Italia, vogliono far crescere i propri figli qui, hanno un regolare ciclo di studi all'interno del nostro paese, come è successo la scorsa settimana, lunedì della scorsa settimana. È bellissimo vedere dei ragazzi che i cui genitori erano stranieri venire qui e cantare l'inno d'Italia. Io preferisco sinceramente queste persone che diventino cittadini italiane. Quindi occuparsi delle seconde generazioni, di chi lavora, degli stranieri tra virgolette che arrivano in Italia e che lavorano magari per anni e qui risiedono. Che risiedono e vogliono sviluppare la propria vita, la propria famiglia qui rispettando le nostre norme e le nostre regole. Messaggio forte e chiaro, sindaco Emanuele Crosato, dal municipio di Cessalto. Per il momento è tutto. Con Alberto Pivetta, Filippo ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit. Noi voltiamo pagina, parliamo di un argomento che sta molto dibattendo, giustamente, quello del cosiddetto kit di sopravvivenza che è stato lanciato dall'Unione Europea con una serie di oggetti che dovrebbero garantire l'autonomia e la sopravvivenza per almeno 72 ore. Noi siamo andati ad ascoltare le opinioni su questo tema dei cittadini di Bassano del Grappa. Hajjal Habib, welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses, super important. Così Hajjal Habib, commissaria europea per la gestione delle crisi, propone di preparare un kit per sopravvivere 72 ore, cominciando dagli occhiali, ma poi mettendoci anche dell'acqua, i medicinali, un coltellino svizzero, un caricabatterie e degli accendini. Una proposta che a quanto pare è ancora a questo stadio, forse una provocazione. Sentiamo alcuni cittadini intercettati oggi sul ponte di Bassano. Cosa ne pensano? Per me non serve un kit di sopravvivenza, non serve perché se decidono di fare una guerra, quelle atomiche, non serve. Non serve. Se capitasse, non so, un terremoto, qualsiasi altra emergenza? Beh, quello forse andrebbe bene, quel kit di sopravvivenza, forse sì. Dentro c'è un coltellino svizzero, dell'acqua, le batterie, una pila, in caso di emergenze. E cosa devo fare? Devo comprarlo? No, stupidato. Bene, e cosa facciamo? Ci difendiamo mangiando e col coltellino, cosa facciamo di questo kit? L'Unione dice in caso di emergenze, quindi non specifica necessariamente belliche. Ma ha specificato che tutti noi cittadini dobbiamo europei averlo? È un'idea. Ah, è un'idea. Beh. Vabbè, io il coltellino ce l'ho già, la pila anche, sono quasi a posto. Niente di particolare, sarà una buttata che ha fatto. Lei pensa sia necessario in caso di emergenze anche non necessariamente belliche? Direi proprio di no. Spero proprio che non ci sia la guerra. Sì, guardi, le trovo un po' una stupidaggine perché cosa facciamo con sto kit? Non so nemmeno in che cosa consista. Un coltellino svizzero, dell'acqua, delle batterie, una pila per sopravvivere 3 giorni. E poi?
cosa facciamo dopo i 3 giorni? Ci facciamo una bomba atomica, non lo so io, cosa ci buttano? I have to say it's horrible to propose something in general. Per chi va in montagna è basilare, non c'è bisogno di obbligarlo. Il buon senso, la legge mi sembra un po' troppo obbligatoria. Il buon senso. Io ho un'esperienza, praticamente vengo dall'Abruzzo, dall'Aquila, del terremoto del 2009. Allora noi siamo abituati adesso a mettere delle borse, delle buste vicino alla porta, perché in caso di emergenza noi usciamo con qualcosa che ci possa coprire, perché noi è successo di notte, quindi serve qualcosa che ci possa coprire sicuramente. È chiaro che anche è vero che la protezione civile, tutto quello che succede dove il giorno dopo già si hanno gli aiuti sul posto, quindi avere un kit d'emergenza con medicinali, non so, forse per quelle persone che hanno problemi, non lo so, faccio un esempio, diabete eccetera, che hanno bisogno di questo tipo di medicinale, potrebbe essere una cosa buona, altrimenti non vedo proprio l'utilità vera e propria. E queste erano le opinioni dei bassanesi su questa proposta del kit di sopravvivenza. Noi ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta con Focus TG, andiamo in consiglio comunale a Bassano del Grappa, dove si è parlato della fuoriuscita dei vigili della polizia locale dall'Unione Montana. È successo di tutto e adesso tutto potrà succedere. Si può riassumere così il consiglio comunale di giovedì sera, che ha sancito che Bassano riavrà la sua polizia locale a partire dal 1° gennaio 2026. Dunque è passata la linea del sindaco Nicola Finco, ma non è stato un risultato facile, anzi tutt'altro. I vigili di Bassano escono ufficialmente dall'Unione Montana, un esito ampiamente previsto, ma che nelle ultime settimane non sembrava essere più preventivabile, perché Fratelli d'Italia non era, e infatti non è stata, al fianco del primo cittadino in questa scelta, e perché l'opposizione è rimasta compatta nel dire no. Alla fine Finco porta a casa il risultato con 12 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti. Una scelta che abbiamo ben ponderato, valutato attentamente, in modo da poter garantire una maggiore sicurezza non solamente nel centro storico ma anche nelle periferie e nei quartieri della nostra città. Quindi abbiamo fatto una scelta che non vuole assolutamente penalizzare i comuni contermini. L'amministrazione avrà adesso 9 mesi per programmare il futuro, incontrare i sindacati a tutela delle condizioni contrattuali dei vigili, concepire soluzioni e proposte che contemplino anche il ritorno della figura del vigile di quartiere. Ma come detto, portare a casa questo risultato è stato quanto mai difficile per gli equilibri interni della maggioranza e per quelli interni al Consiglio. Fratelli d'Italia non ha sostenuto Finco, che ha ricevuto l'appoggio solo del consigliere meloniano, ancora per poco a quanto pare, Gianluca Pietrosante. Stefano Giunta, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha duramente controbattuto proprio le dichiarazioni del sindaco e le frecciate politicamente avvelenate di Pietrosante. Alla fine i meloniani non hanno mantenuto una linea comune al momento del voto, e questo ha tutte le sembianze di una frattura che il tempo dirà se ricucibile con Finco. Per quel che riguarda invece Fratelli d'Italia, per me è ancora una componente della maggioranza, forse l'unica persona che deve decidere da che parte stare è il consigliere Giunta, in quanto ieri sera ha avuto un atteggiamento più da consigliere di opposizione piuttosto che di rappresentante della maggioranza che governa questa città. Allora, questo è quanto accaduto in Consiglio Comunale con queste divergenze all'interno della maggioranza, ma adesso iniziano anche ad arrivare le reazioni dagli altri comuni coinvolti dopo la decisione di Bassano del Grappa. Ferdinando Garavello ha avvicinato per noi il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli.
Dopo un lungo percorso amministrativo e politico, Bassano del Grappa ha deciso, si terrà in casa letteralmente la polizia locale che invece fa ancora capo all'Unione, ma non farà più capo all'Unione Montana, e i sindaci, gli altri sindaci dell'Unione rischiano di trovarsi letteralmente col cerino in mano. Sono stati mesi di fortissime polemiche, fortissime tensioni. Il Consiglio Comunale ha votato la scelta di Nicola Finco e noi abbiamo il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, a cui chiediamo cosa succede adesso. Credo che noi tutti abbiamo aspettato un po' quelli che erano gli eventi. Ovviamente il Consiglio Comunale di Bassano del Grappa è sovrano su questa decisione. Adesso che è ufficiale dovremmo, credo, sederci attorno a un tavolo, non escludendo nessuno, e capire cosa fare. Sostanzialmente le possibilità sono tre: che ogni comune si arrangi, che si torni a dialogare con il comune di Bassano, che per ruolo, per capacità può essere il punto di riferimento, oppure che gli altri ragionino per una forma associata attraverso l'Unione o altre forme che sia indipendente da Bassano. Credo che questo sia lo scenario. Ecco, Sindaco, ci sono stati anche momenti di tensione fra comune e lei è una persona, è un sindaco insomma che sa usare la diplomazia, non ha mai alzato i toni, però immaginiamo che possa spaventare un po' questa prospettiva. Sì, spaventa. Io non alzo i toni, nel senso che, voglio dire, si separano i coniugi, può sicuramente separarsi anche una polizia locale. A me personalmente dispiace, perché ovviamente, avendo guidato per 10 anni la comunità montana, si era arrivati a un punto di approdo in cui secondo me le cose funzionavano, ma soprattutto si era messo insieme un sistema organizzativo che aveva una sua struttura, una sua autonomia. Quindi mi riferisco ovviamente al sistema delle telecamere, ma non dimentichiamo che prima dell'avvento del comandante Ruaro a Bassano non aveva un comandante che fosse un dirigente. Quindi secondo me il salto di qualità è stato fatto nel momento in cui la funzione di polizia locale, del territorio, aveva una persona competente, un dirigente, che prima è stato Ruaro, poi è stato Scalpellini e l'attuale comandante. Una cosa è certa, una polizia locale serve, perché abbiamo visto con le carenze delle altre forze dell'ordine avere dei vigili che ormai non sono più semplicemente dei vigili, diventa indispensabile. Sì, diventa indispensabile, ed è importante che funzionino bene. Per quello io ho sempre cercato di non alzare i toni e soprattutto di non entrare in decisioni che riguardano altri consigli comunali. Resta ovviamente il fatto che una volta che è stata assunta questa scelta dovranno essere da parte degli altri adottate quelle che sono le soluzioni migliori perché il servizio funzioni. Ecco, fino a qui abbiamo raccontato un iter molto complicato. Adesso l'iter sarà ancora più complicato, ci saranno delle contrattazioni sindacali, ci sarà tutto un tema da risolvere. Certo è che il territorio deve trovare un nuovo assetto, insomma lo racconteremo come sempre nei nostri telegiornali. Grazie per questo contributo con il sindaco Luca Ferrazzoli. Noi adesso ci colleghiamo nuovamente in diretta, sentiamo con la Fiera di Padova dove ha preso la parola il vice premier Matteo Salvini. Quando si vota, come si vota, noi siamo pronti anche domani mattina. Sicuramente parlavamo di Olimpiadi, siccome c'ero in quel Consiglio dei Ministri, portare a casa le Olimpiadi governato con i 5 Stelle, con Conte, Di Maio e Toninelli, non è stato semplicissimo, Non è stato, però la soddisfazione quando proprio pochi giorni fa, alla faccia dei gufi, non ce la faranno mai, siamo andati a verificare il fatto che i lavori stanno procedendo e quelle Olimpiadi porteranno sul territorio, ovviamente Veneto-Lombardo, ma a livello nazionale 5 miliardi di euro di valore aggiunto in termini di lavoro e di impresa. La faccia dei signor no, che non volevano il Mose, non volevano la TAV, non volevano il Brenner, non vogliono il ponte. Noi siamo qua per fare le cose in Italia, non per bloccare le cose in Italia. Ovviamente avremo degli avversari che proveranno a fermare il vento. Grande cantautore.
Questo dunque Matteo Salvini in diretta dalla Fiera di Padova, dove si sta svolgendo un importante incontro della Lega in vista del Congresso nazionale. Avete sentito che si parlava di Olimpiadi invernali. A questo proposito purtroppo c'è uno studio condotto dall'Università di Ca' Foscari con gli esperti del CNR, secondo il quale i ghiacci delle Dolomiti scompariranno in pochi decenni. Nei prossimi decenni i ghiacciai alpini potrebbero ridursi fino a sparire, non solo quello della Marmolada, il ghiacciaio simbolo delle Dolomiti. A sostenerlo per la prima volta è uno studio realizzato dall'Istituto di Scienze Polari del CNR e dall'Università Ca' Foscari di Venezia, un lavoro che presenta una stima pluridecennale dagli anni 80 al 2023 della variazione topografica e del bilancio di massa degli attuali ghiacciai montani presenti nelle Dolomiti. Al 2023 si contavano 9 ghiacciai, anche se la frammentazione del ghiacciaio della Marmolada in 4 corpi glaciali distinti porta il numero totale a 12. L'area totale di questi ultimi è passata da poco più di 4 km quadrati negli anni 80 a poco meno di 2 km quadrati oggi, con una perdita del 56%, di cui il 33% dal 2010. La diminuzione della superficie topografica media è stata di circa 29 metri in 43 anni. Il ghiacciaio che ha subito la riduzione maggiore è quello della Fradusta, che scende dal versante nord di una delle principali vette delle Pale di San Martino. Lo studio ha preso in considerazione anche i dati sulle temperature elaborati assieme ad ARPA Veneto, che ha quantificato un aumento di 2 gradi centigradi, 0,5 gradi in più per decade negli ultimi 40 anni. Lo studio mette in luce che in tutta l'area dolomitica il 66% dell'intera perdita di volume è attribuibile al solo ghiacciaio della Marmolada. Nel giro di pochi decenni, affermano gli esperti, questi ghiacciai scompariranno o si frammenteranno in piccoli corpi glaciali senza dinamica. A testimonianza di un destino che appare purtroppo inevitabile, resta la tragedia del 3 luglio 2022, quando una gigantesca placca glaciale si staccò dal ghiacciaio della Marmolada, travolgendo 3 cordate di alpinisti. Il bilancio finale fu di 11 morti e 8 feriti. Non sono belle notizie, ma purtroppo questa è evidentemente la situazione. Dobbiamo fare i conti anche con questi nuovi fenomeni. Focus TG termina qui. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dal telegiornale di Bassano del Grappa alle 18:50 e a seguire il notiziario di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Rete Veneta.